Ben ritornati con noi, siamo in diretta. Massimo Zono, presidente Confcommercio Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Ci fa molto piacere perché abbiamo diversi sassolini che dobbiamo toglierci, quindi era importante la sua presenza. Ne abbiamo parlato anche con le categorie produttive, rappresentanti anche di Confcommercio martedì sera, però le questioni ci sono importanti perché i cittadini effettivamente, a parte che molti non leggono i giornali, non hanno anche tempo o non vanno a capire bene determinate, diciamo così, delucidazioni che possono essere fatte giornalisticamente. Quindi dalla viva voce di chi rappresenta categorie produttive strategiche per la nostra economia è bene sapere che cosa va e che cosa non va nelle proposte che sta facendo il governo in questa legge di stabilità, in questa legge finanziaria, che può andare a cambiare i destini comunque di determinate situazioni del nostro paese. Fino adesso di finanziaria in finanziaria abbiamo visto che c'è stata una leggera planata nei destini di tutti, per cui è vero che questa non porta all'aumento delle tasse, che porterà a una maggior mobilità di liquido e quindi di liquidità nel senso di consumi, aumento dei consumi, che molti ne trarranno vantaggio, ci sarà maggiore occupazione. Voi come la vedete? Sono provvedimenti concreti? E poi parleremo anche della prospettata riforma del lavoro che dovrebbe anche avvantaggiare il vostro settore. Lei si occupa anche di turismo e quindi ne avrebbe... È vero o no? Noi dobbiamo cercare in qualche modo di non vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, ma guardarlo anche No, ma infatti per quello, siccome so che No, lei è un e di costruttivo, un conseguenza imprenditore. dire che questa è una situazione che ripete esattamente le precedenti non è dir la verità. C'è uno sforzo, c'è una volontà che va a migliorare un attimino le aspettative. In realtà mi sembra però che la sostanza non sia diversa. La nuova finanziaria, che in qualche modo va a mettere mano anche in territori che non erano mai stati toccati, però ancora non vede una forte capacità impositiva sui tagli da parte di chi ne ha le facoltà, e cioè il governo, il Presidente del Consiglio e la Camera e il Senato nel loro insieme, visto che ancora oggi sono chiamati a legiferare per questo Paese. Partiamo dal TFR. Si dice che uno facoltativamente può chiedere il TFR che gli venga messo in busta. Beh, è evidente che lo poteva fare anche prima, perché se uno aveva bisogno, ogni impresa fa i salti mortali per dare quello che è un diritto. Ma dall'altra parte uno sapeva anche prima, e lo sa anche ora, che se fa questo tipo di operazione, quella che era una possibilità o di un risparmio a fine del periodo di lavoro, o addirittura di un'integrazione come qualche anno fa era stata fortemente motivata come una necessità da parte di tutti di fare una seconda gamba per un futuro pensionistico, altrimenti si sa che le pensioni del futuro sono assolutamente la metà di quelle di oggi. Beh, è chiaro che questa è un'operazione che è fine a se stessa e per il governo non c'è stato nessun taglio, nessun tipo di ricerca di buona volontà per quanto riguarda il togliere sprechi, togliere abitudini che non sono assolutamente più accettabili e tutte quelle gabelle che in qualche modo bloccano qualsiasi possibilità di mettere mano a qualsiasi provvedimento che vada in senso di togliere gli oneri rispetto a quelli che sono i debiti che noi dobbiamo pagare. Per cui continuiamo ad amministrare il giorno dopo giorno, ma il debito rimane tale e addirittura continua a crescere. E ogni volta che noi ci troviamo qui in questo studio e lei ha la bontà di chiamarci più di qualche volta, il problema è che io non sono mai riuscito a dire, nell'occasione come quella di oggi, abbiamo meno debiti dell'anno scorso. Il Paese è sempre più indebitato, le imprese sono sempre più soffocate, i cittadini sono sempre più soffocati e i posti di lavoro per riuscirli a creare non si fanno sicuramente per decreto e le scelte che sono state fatte per cercare di alleggerire e per dare la possibilità alla gente di assumere, finché non leggiamo veramente il provvedimento, io ho qualche dubbio che possano essere valide per tutto il mondo che rappresentiamo, visto che poi sui servizi, sul turismo, sul commercio è molto più facile che ci sia una nuova assunzione che non nel manifatturiero, nonostante noi pensassimo che l'Italia con il manifatturiero poteva ancora risolvere i suoi problemi. Il mondo di Confindustria su questo sta ancora continuando a battersi,
trovare le risposte ai grandi numeri di disoccupazione che c'è in Italia. E invece dobbiamo mettercelo assolutamente come un dato scontato, che i grandi numeri arrivano da tanti piccoli numeri, nelle piccole e medie imprese, nelle imprese mediamente strutturate, nelle imprese che hanno valore aggiunto. Altrimenti, se è una concorrenza solo e esclusivamente sul singolo pezzo o sul costo della manodopera, noi perdiamo sempre, anche con i provvedimenti che abbiamo già letto come possibili. Quindi la criticità è: o si riesce, oltre a fare le scelte contingenti, è giusto che ci sia l'assegno per i bebè, è giusto che ci siano gli 80 euro per quelle persone che sono più disagiate, ma se queste persone che sono disagiate sono in due in famiglia, uno porta a casa gli 80 euro e l'altro li paga perché sono stati aumentati tutti i servizi, tutto quello che gira intorno alla stessa famiglia, alla fine uno non ha avuto nessun aiuto. Ma infatti, ma anche c'è questo, io chiedo a lei che ha un po' in mano la situazione dei consumi, l'andamento dei consumi, voi poi con il vostro ufficio studi fate anche numerose ricerche, indagini, eccetera. Noi abbiamo avuto più segnalazioni da parte di diversi cittadini dove si diceva: noi altro che 80 euro possiamo portare a casa, io non ho il lavoro, cioè famiglie dove mancano entrambi i lavori, oppure partite IVA. Piccole partite IVA, gente che arriva a casa all'ordo a 24.000 euro, che adesso si è visto l'aliquota passare a numeri più importanti perché è aumentata l'aliquota per la proposta è quella di aumentare l'aliquota, quindi è una beffa pazzesca. Cifre veramente ridicole, tantissimi anche giovani portatori di partite IVA, le cose chiamiamole false partite IVA, o sono anche vere partite IVA, i due fornitori, i due datori di lavoro che ti danno un lavoro parziale, ma così è. Oppure piccoli commercianti che un tempo andavano in un certo qual modo, adesso sbarcano il lunario e che non hanno visto determinate situazioni in incremento, migliorate, ma anzi le vedono deteriorate. Vi risulta questo? E quindi questi cosa vogliono che consumino? Non comprano niente. Alla data odierna il consumo tende ancora a calare. Infatti, e aumentano i conti in banca. Esatto, anche nelle spese di primo prezzo. Quindi deflazione che voi segnalate sì, c'è. questo non può essere smentito da nessuno. Chi può di più continua a risparmiare perché è impaurito, e se noi continuiamo in questa situazione di pressione che sembra impossibile da risolvere il problema, è chiaro che chi ne ha di più cercherà sempre di più di proteggere il suo tesoretto. Nel frattempo chi non ha lavoro o chi è ai minimi termini è in una situazione assolutamente di imbarazzo e di difficoltà. Di conseguenza non possono partire i consumi e quando c'è anche un minimo di benefit, questo benefit va a pagare le cose che rimarrebbero indietro, ma non certamente quelle che possono essere rilevate come consumi. La situazione da questo punto di vista è indubbiamente da troppo tempo che non trova una soluzione. Adesso nella finanziaria aspettiamo di conoscerla, perché in questo momento rimane ancora molto limitata la conoscenza che ne ha la stampa, di conseguenza noi non leggiamo altro che quello che arriva dai giornali, ma siamo consapevoli di un aspetto, che al Presidente di turno del Consiglio l'occasione che ha, che può approfittare anche della sua particolare personalità, che è molto esuberante ed debordante spesse volte, faccia fino in fondo questo sforzo per far sì che le cose possano ripartire, altrimenti lui ha creato una grande nuvola, una grande nube e anche molto consenso sotto certi aspetti, perché non è che noi come categorie ci siamo posti il problema chi deve essere il Presidente del Consiglio prossimo. Noi abbiamo bisogno che qualsiasi Presidente del Consiglio è in carica faccia le cose che servono al Paese. Esatto. Se Renzi non le fa, non è che poi non ci sarà più un altro. Il problema è che noi ripartiamo sempre dal stesso problema. Le cose devono essere fatte, le faccia. Noi siamo disponibili, lo ripetiamo, ma oggi siamo in molti, ma molti in meno di un anno o 2 anni fa, che erano disponibili a fare sacrifici perché il Paese cambiasse il passo. I sacrifici sono stati fatti, molti di noi hanno dovuto chiudere, hanno perso l'attività, perché troppi costi e niente vantaggi. Bravissimo, qual è il provvedimento che voi come categoria, anche se non è solo categoria del commercio, ma ci sono anche appunto servizi e poi ricordiamolo il turismo che dovrebbe essere diciamo così, fiore all'occhiello, ma che non è così nel nostro paese, provvedimenti concreti di cui avete assolutamente bisogno, perché la domanda che faccio spesso alle varie categorie, agli imprenditori eccetera, però alla fin fine non si riesce mai
arrivare al cuore del problema, quelle due cose, una, due, su cui far battaglia, insomma, su cui insistere, per voi, perché la sua attività, l'attività di tanti... Prima della campagna elettorale noi avevamo 5 punti che chiedevamo in tutte le occasioni. Oggi possiamo scinderne 2. La tassazione, che non può essere vista solamente quella di fine anno, ma tutto quello che gravita dal 1° gennaio nella testa delle persone e delle imprese, che continua a crescere e invece non può assolutamente essere più mantenuta così. E la seconda cosa, possiamo parlare di burocrazia e allora ordine. sono quelli che a questo punto Se queste convergono. due cose, perché la burocrazia va a far pagare di più la tassazione, perché poi bisogna pagare sempre un consulente che ti dia il servizio per tenere in regola la scadenza del giorno esatto, o l'incombenza del giorno. Su queste due cose ancora non si vede. Si dice sempre che si vuole la semplificazione, che lo stanno facendo, che stanno lavorando, si dice sempre che si sta abbassando un punto o mezzo punto. Si figuri se uno che ha un reddito da 20.000 euro con un punto di tassazione in meno se riesce a risolvere i problemi. Noi continuiamo a immaginare che sia più giusto un paese che uno paga in base a quello che ha, non che uno paga a prescindere o che uno paga perché entro certi limiti altrimenti non è considerato congruo. Su questa situazione qua la periferia, e l'Italia è fatta più di periferie che di grandi centri economici, soffre e chiude e non ha nessun benefit, non ha nessuna tutela e da questo punto di vista crea una difficoltà enorme anche a trovare gli aiuti per quelle singole persone e famiglie spesse volte. Ecco, voi come Rete Impresa Italia senza dubbio questo l'avete già portato all'attenzione, perché con Confesercenti questo è il problema, con altre categorie produttive, gli artigiani è la stessa cosa. Che risposta vi è stata data? Cioè qualcosa verrà, perché il problema della tassazione e poi l'eccessiva caos burocratico, poi alcuni tirano fuori anche la lentezza della giustizia perché per recuperare i crediti, soprattutto quelli esigui che però sono strategici per un'impresa, devi arrivare alla morte praticamente. Che cosa è stato risposto? Stiamo cercando, usando uno sforzo che magari potevamo aver fatto anche qualche decennio fa, tutta la nostra capacità persuasiva nei confronti dei nostri interlocutori a tutti i livelli, di imprese e non certamente di fagocitatori di tumulti o di momenti di contrasto a prescindere, cosa che in altri momenti nelle piazze o in altre realtà si vede che oggi altre parti sociali del paese stanno in qualche modo fomentando. Il fatto stesso che ci sia uno sciopero generale fra non molto per quanto riguarda uno dei maggiori sigle sindacali è la dimostrazione dell'esasperazione che c'è in altri ambienti, che noi non è diversa, solo che cerchiamo di tenere un profilo diverso perché vogliamo essere considerati interlocutori validi e non che ci sia un Presidente del Consiglio che immagina che noi siamo di troppo. Dopo le chiederò se è una metodica che può servire oppure se adesso bisogna andare ad altri metodi. Oggi come oggi non chiediamo la concertazione fine a se stessa, chiediamo di poter avere rappresentate al governo le nostre aspettative perché nel frattempo siamo gli unici, legando il mondo dei servizi, dell'impresa e del commercio, che potrebbero in qualche modo dare le risposte all'occupazione in maniera immediata. E se l'occupazione non riparte sicuramente in grandi numeri senza togliere i nostri settori. La volontà di Renzi di andare a colpire il singolo cittadino, rispondendo quasi lui personalmente a ogni numero civico, è sicuramente un segnale che il Paese va svecchiato e questa noi ne facciamo ammenda per la nostra categoria che rappresentiamo. Ma è utopistico immaginare che possa essere una cosa che nel medio e lungo raggio possa tenere, perché è inumano ed è inalterabile. Neanche con i tweet non si può pensare di raggiungere tutto il mondo senza avere dei momenti di confronto. Se no lavoriamo per slogan, lavoriamo per spot. E allora noi cerchiamo di non farci travolgere da questa provocazione, che è una provocazione che qualche volta irrita e verrebbe anche voglia di agire in maniera diversa dal modo pacato. Però allo stesso tempo siamo classe dirigente e rappresentiamo interessi di molti e siamo soprattutto classe che non vuole più pensare di essere diversa dalle altre che nel frattempo magari qualche volta vengono sedute al tavolo, ma capaci di immaginare un paese che ha ancora un futuro e non un paese che è finito.
Ecco, un'altra cosa che viene tirata fuori spesso, adesso poi è all'ordine del giorno come cronaca, è l'aspetto della fiscalità relegato alla evasione fiscale. Sì. È un po' il male di tutti i mali, però ben poco è recuperato dall'evasione fiscale, numeri sono importanti e viene sempre puntato il dito nei confronti dei più piccoli. E quando poi vediamo i capitali che vanno all'estero sono capitali di tutt'altra portata, non è certo il piccolo artigiano che può arrivare a quei capitali, oddio se fosse così non credo che saremmo in una situazione che la categoria sarebbe in difficoltà e neanche il commerciante, ma si tratta di altre situazioni ben diverse su cui forse non si vuole andare ad indagare eccetera e si continua a colpire il più piccolo e i più piccoli che vengono, si sentono il dito puntato, commercio, servizi e quant'altro, chiedo a lei che è della categoria, dicono noi quel poco che magari può essere di evasione è vitale per la sopravvivenza. Il sistema fiscale attuale è un sistema coercitivo nel modo più totale, non lascia respiro, è troppo alto. L'abbiamo chiesto anche l'altro giorno a un rappresentante del sindacato che poi è nel Ministero della Finanza, Intendenza di Finanza, che ha detto non è una fiscalità in realtà così alta, eccetera. Però chi lavora nella pubblica amministrazione, chi è dentro un sistema, secondo me non può avere la capacità di sapere cosa vuol dire starne fuori. E questa è un po' la percezione. Quando noi parliamo di partite IVA al dipendente pubblico, non le può capire le problematiche, perché non le ha mai vissute, non sa cosa vuol dire ogni Ma c'è sempre mese. la battaglia. Allora, quindi chiedo a lei di spiegare questo a chi ci ascolta, Chi che è magari... chi ha reddito fisso, chi ha uno stipendio, per quanto piccolo sia, lui pensa solo e esclusivamente alla sua situazione di fatto. Ed è evidente che immagina che gli altri siano più fortunati. Esatto. Invece dovrebbe immaginare che quel stipendio che lui porta a casa, in realtà c'è chi ne porta a casa cioè più di altrettanto, quindi 110-120%, per il mantenimento del suo posto di lavoro o grazie al suo posto di lavoro, perché se non c'è... Questa situazione qua è anacronistica. In un paese che funziona non può esistere che uno porta a casa 1.000 e invece il datore di lavoro ne paga 2.200. Dovrebbe essere che il datore di lavoro paga 1.600-1.700 e quindi lo Stato si accontenta del 60-70% di quello che è il costo che uno percepisce. La differenza o diventa margine o diventa che la diamo al dipendente, che a quel punto fa aumentare veramente i consumi. Io ho gli stessi costi, la persona ha più soldi da spendere. Che sono costi elevati peraltro. Ed è questo il problema che non si è ancora messo mano, cioè il grande costo della parte burocratica pubblica del MALOC che è gli 800 e rotti miliardi all'anno che non riusciamo a far dimagrire neanche un po'. Il piccolo imprenditore che non lavora più, soprattutto negli ultimi 5 anni, con nessuna capacità di sapere cosa succederà domani, con una ansia che è straordinariamente penalizzante a livello personale, è vero che lo fa per sua scelta, ma è anche assolutamente vero che 9 su 10 oggi non avrebbe altre possibilità di dire ok, smetto la mia attività, vado a fare il dipendente da qualche altra parte. Anzi, ancora oggi, nonostante la crisi, ci sono molte persone senza lavoro che iniziano con una partita IVA sperando di trovare un loro filone. E allora, da questo punto di vista, non c'è dubbio che la piccola e media impresa, negli ultimi 5 anni, non solo rispetto all'evasione, ha avuto 1000 necessità di adeguare la capacità di sopravvivere nel settore di appartenenza, ma si è trovata anche tutta una serie di provvedimenti che proprio il piccolo oggi ha pochissima possibilità di fare il furbo, mentre chi ha continuato a farlo lo continua a fare come esattamente lo faceva prima. E c'è il POS, e c'è la carta elettronica, e ci sono i 1.000 euro che non si può fare questo, e c'è i controlli, i limiti ci sono di ogni della tipo. banca, cioè tutte queste cose qua che sono costi in realtà prima di tutto, perché uno che è al 100% in ordine, in ogni caso gli sono aumentati i costi perché tutte queste cose viaggino. Dall'altra parte stiamo sempre di più favorendo, perché la storia dei 1.000 euro è una cosa da paese sottosviluppato. Non solamente uno può... No, paesi sottosviluppati non hanno questo limite qua, esatto, ma noi siamo riusciti ad andare sotto. Noi non solo abbiamo l'Alta Italia, il Nord Italia che ha i confini, quindi uno va a prendersi le cose voluttuarie, compresa anche, ne diceva oggi un collega che eravamo in una riunione, anche le schede uno telefoniche va a comprarsi fuori, se vuole che nessuno sappia con chi parla e chi è che parla. Quindi continuiamo a guardare dentro il nostro orto, nel frattempo stanno banchettando tutte le altre parti.
Ma se uno va a fare qualche 1000 € di spesa e non deve far vedere cosa ha speso, prende anche un semplice aereo e va, da una parte abbiamo il mondo dell'est, dall'altra parte abbiamo il resto d'Europa che è facilmente raggiungibile. E con il costo dell'aereo, che è poco più di un parcheggio, qualche volta in una nostra grande città, questa signora va, fa gli acquisti in barba a tutte le regole, ritorna a casa, fa il regalo a chi vuole lui o fa le scelte che vuole lui. Siamo veramente un paese che considerano prima di tutto suddito il cittadino italiano e cretino perché non è capace di fare delle proposte che sull'evasione fiscale o si guarda i grandi numeri infatti, però e poi sono si evidenti. liberalizza quella che è la mania dello scontrino, delle altre cose, non perché sullo scontrino ci sia la possibilità di evadere, perché poi ci sono studi di settore, ma sul fatto che si vogliono mettere chi lo riceve lo scontrino rispetto a chi lo deve mettere in una situazione di conflitto che al posto di far vivere le persone in maniera serena, magari lo scontrino non ha neanche valore fiscale, ma è solamente quello della farmacia e quindi la farmacia non può scappare un centesimo. Bene, siamo di fronte a una guerra tra poveri che io credo insulti l'intelligenza degli italiani, penalizzi chi è abituato a farsi considerare non un numero ma una persona che ragiona con la propria testa, e a una parte, quella più estrema italiana, che invece è convinta che così si risolverebbero i problemi, facciano un attimino un esame di coscienza se per caso anche loro spesse volte guardano il difetto degli altri ma non guardano quello in casa propria. Chiarissimo. Andiamo in pubblicità pochi secondi, poi ritorniamo con voi.